che il Veneto da solo, che i singoli comuni da soli non potevano risolvere per le dimensioni, per il costo, per la complessità. Abbiamo pensato che fosse opportuno, che fosse equo, giusto, che lo Stato portasse delle risorse per provare a dare una mano a risolvere questi problemi. Perché Clara prima diceva, ma chi è che paga qua? In effetti chi è che paga? Pagano gli utenti consumatori di acqua attraverso la tariffa, attraverso tutto quello che sono le tassazioni locali. E allora, qual era l'unico metodo per cercare di ridurre l'impatto, per esempio, per i contribuenti, nonché i cittadini veneti? Era quello che lo Stato ci mettesse una quota parte di risorse, una quota e una parte delle risorse necessarie a risolvere il problema. E che cos'è che abbiamo fatto nell'ultimo anno? Sono arrivate le conclusioni rispetto a un lavoro che è partito nel 2013, non è che si schioppano le dita e piovono milioni, piove neanche proprio ormai, però comunque alla fine lì abbiamo fatto un percorso per cercare di recuperare delle risorse che erano quelle dell'accordo di programma cosiddetto Fratta-Gorzone, che aveva ancora 23 milioni di euro che potevano essere utilizzati, 13, 10 sulla base di diverse tipologie di approvvigionamento e di destinazione, che comunque grazie alla modificazione, chiamiamo innovazione dell'accordo di programma, è stato possibile utilizzarle anche per risolvere il problema di PFAS.